una serata di gala, una serata conclusiva di un anno di attività che la Sajeva Onlus ha realizzato. Ecco, una serata per spiegare anche qual è stata la vostra attività nel concreto. Noi abbiamo voluto questa giornata, questa serata insieme ai nostri operatori, che dedichiamo ovviamente ai nostri operatori che lavorano con noi. Noi ogni anno dedichiamo sempre un momento a giugno, che è un po' la fine di alcuni servizi, in particolar modo ASACOM, per essere un momento in cui ci incontriamo, stiamo insieme ed creiamo una relazione anche tra di noi, perché è giusto così. Le associazioni non sono solo servizi sul territorio, ma principalmente è relazione, crescita e interscambio professionale tra di noi. Oggi abbiamo voluto approfittare di questa giornata, anzi di questa serata, perché abbiamo voluto ricostruire la nostra memoria storica, possiamo dire veramente la nostra identità. Nasce per caso il fatto che avevamo organizzato questa serata, abbiamo voluto ricostruire i momenti importanti che abbiamo vissuto sia come associazione sia come collaboratori dell'associazione, ma anche come professionisti, e quindi abbiamo voluto costruire tutti i momenti importanti, le partecipazioni, tutto quello che abbiamo fatto. E quando l'abbiamo iniziata a costruire abbiamo scoperto che noi non siamo solo assistenza, ma forse l'associazione è qualcosa di più, è qualcosa intanto un incontro, un luogo tra professionisti dove noi ci possiamo interscambiare, dove noi possiamo assolutamente crescere da un punto di vista personale e professionale. E forse arrivato a un certo punto era questa l'idea che vogliamo dare dell'associazione, crescere anche sul territorio. Ecco, i settori in cui voi intervenite maggiormente? Abbiamo fatto una specie di analisi pure di questo, perché a me piace molto fare l'analisi dei dati. Diciamo che i servizi sono principalmente due: l'ASACOM, che è il servizio scolastico integrato nelle scuole materna, elementare, media e superiore, e i servizi domiciliari. E tra i servizi domiciliari invece abbiamo l'FN 2014 disabili gravissimi, abbiamo l'Home Care Premium, abbiamo i servizi educativi e abbiamo tutti quei servizi che invece vengono svolti a domicilio dell'utente, e quindi abbiamo fatto anche un po' una fotografia di quelli che sono i servizi, le figure professionali che lavorano con noi e anche quante persone ruotano attorno all'associazione. È servito anche per fare un'analisi dei dati pure per noi. Tutte le aziende hanno la necessità di fare bilanci. Oggi il momento è anche quello per presentare in anteprima un nuovo progetto della Sajeva Onlus, ecco, se lo anticipiamo. Sì, oggi presenteremo un bellissimo progetto. Io sono contentissima di questo progetto per due motivi. Il primo perché ci spostiamo, o meglio ampliamo, forse il termine giusto più che spostarci è ampliarci, in due ambiti. Uno in agricoltura, e quindi facciamo un binomio con l'assessorato dell'agricoltura, infatti il progetto è agricoltura sociale, e dall'altro lato finalmente, mi sento veramente di dirlo da professionista, riguarderà le disabilità lievi, riguarderà i DSA, i BES e tutti i ragazzi che invece vengono esclusi da quelli che sono i servizi, perché come sappiamo benissimo i servizi sono dedicati principalmente a chi ha delle disabilità gravi e non a chi ha delle difficoltà. Questo progetto è invece in partenariato con l'ASPE, con l'ASPE di Agrigento, col Comune di Agrigento e con l'Istituto Comprensivo Anna Frank, che saranno i nostri partner, e con il partner principale, l'Airone SRL, con il dottore Gianfriddo. L'idea è nata così, è arrivato questo progetto, e il dottore Gianfriddo ci ha accolti all'interno della sua terra, che sarà all'interno della Valle dei Templi, quindi sarà una bellissima location, e se lo dovessimo tradurre in che cosa sarà questo progetto, porteremo i ragazzi a coltivare la terra e a fare un'esperienza di tutto ciò. Ecco, una sintesi anche di questo periodo di Covid, la vostra associazione, diciamo, come ha operato?
nonostante ci sia stato il Covid, in questi 2 anni possiamo dire che noi non ci siamo fermati, abbiamo veramente lottato con le pubbliche amministrazioni perché abbiamo creato per esempio con l'ASACOM o addirittura i servizi a domicilio o i servizi a distanza e subito abbiamo ripreso nelle nostre attività in maniera tale da non lasciare scoperto questi ambiti. I nostri professionisti, i nostri operatori sono stati bravissimi perché sono riusciti a portare avanti tutti i progetti in itinere in maniera brillante. A proposito del Covid, noi presenteremo questa sera un'attività spazio gioco che l'abbiamo fatta nel 2020 in pieno Covid e siamo riusciti a realizzare un'attività mantenendo da un lato tutte le precauzioni possibili ed inimmaginabili senza riuscire ad avere nessun contagio e dall'altro mantenendo le attività sul territorio. Ecco, come vedete al futuro la Saieva Onlus, come si affaccia al futuro? Il futuro noi sinceramente vorremmo dare un contributo culturale, sociale alla nostra terra, vogliamo ampliare le professioni, le professionalità e soprattutto il mio desiderio più grande è che i servizi non siano relegati ai cosiddetti disabili gravissimi, ma che si possa creare una cultura delle disabilità, includendo ovviamente anche le disabilità lievi e soprattutto che ci sia una profonda sensibilità soprattutto per le fasce infantili e nella preadolescenza e adolescenza, perché queste fasce hanno non delle disabilità spesso ma delle difficoltà e spesso i servizi sul territorio invece devo dire che sono abbastanza dimenticati, mi sento di utilizzare questo termine, e ci piacerebbe invece essere un elemento importante di riferimento sul territorio per accogliere le difficoltà, perché noi quando io dico siamo dei professionisti in realtà noi siamo anche dei riabilitatori e riabilitare vuol dire integrare e ridurre le difficoltà qualsiasi esse siano. Questa serata è stata realizzata, proprio è stata pensata come una convention, ovviamente quello che è stato fatto precedentemente, quello dove siamo arrivati e dove andremo. Ovviamente l'associazione Saieva Onlus oggi rappresenta l'eccellenza in Sicilia, effettivamente perché ha perseguito 2 attività molto importanti, la qualità e l'innovazione. Ogni processo che noi facciamo lo valutiamo in maniera di qualità e poi l'innovazione in ogni cosa che facciamo. Questo ci ha portato a grandi risultati. Ovviamente aver lavorato per delle multinazionali mi ha permesso di avere un'esperienza e delle competenze non indifferenti. Il nostro obiettivo è quello di dare maggiori servizi e quindi anche di attivare in maniera sostanziosa, concreta, una raccolta fondi per quanto riguarda il 5 per 1000. Si può destinare 5 per 1000 all'associazione Saieva Onlus senza costi aggiuntivi, però un piccolo gesto può fare molto e può fare tantissimo per la nostra città e per il nostro territorio. Noi viviamo in un posto meraviglioso, in un posto bellissimo dove effettivamente per renderlo vivibile il nostro territorio ci vogliono i servizi. Questi servizi devono essere ovviamente attivati. Attivando questi servizi ovviamente si creano posti di lavoro. Questo è il nostro grande obiettivo e la nostra mission. Lo diciamo anche dove vi trovate, chi vuole venire a trovare vi può contattare per tutte le informazioni possibili. Allora, noi ci troviamo in via Gioieni, la sede generale, la direzione generale si trova in via Gioieni numero 241 ad Agrigento e abbiamo anche una sede in via Gioieni 222 per delle attività. Agrigento noi siamo completamente disponibili a servizio del cittadino. Quindi, ecco, voi operate in un settore ovviamente molto particolare e difficile anche per il contesto in cui si vive. Noi ci occupiamo di disabili e di soggetti fragili e poi siamo referenti dell'università, delle varie università, anche del nord, per attuare ed effettuare i tirocini universitari, extra e così via, e tutte le attività che sono inerenti come garanzia giovani, come crescere in digitale e così via. Noi abbiamo tutte le convenzioni con la pubblica amministrazione e siamo iscritti negli albi per erogare questi servizi. Oggi siamo una grande realtà e mi auguro che cresca ancora di più con l'aiuto di tutti.